L'isola sul grande schermo per il progetto Visioni Made in Sardegna, che porterà 9 pellicole nell'Unione dei Comuni del Montalbo. Graziano Pintus. In programma ci sono film di uscita recente, quali Nel nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani e Il mutuo di Gallura di Matteo Fresi, ma anche incontri con registi e professionisti dell'audiovisivo, cortometraggi e laboratori dedicati alle scuole. Ancora una volta l'isola sul grande schermo in Visioni Made in Sardegna, progetto itinerante che quest'anno tocca l'Unione dei Comuni del Montalbo, con eventi e proiezioni tra Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè, dal 7 al 23 dicembre. Bitti è l'unica, proprio che è una sala cinematografica vera e propria, le altre sono la sala consigliare, la biblioteca, una ludoteca, un centro, quindi c'è stata anche un'attivazione da parte dell'amministrazione e delle associazioni locali. Siamo convinti che ci sarà una grandissima partecipazione. 9 proiezioni per il pubblico di tutte le età e altre 9 dedicate ai più piccoli organizza l'associazione Malik con il contributo dell'assessorato alla cultura della regione tramite la Film Commission. Oltre al rombo di tuono e al mutuo di Gallura, quali altri film proietterete? Arbores di Francesco Bussalai e il racconto degli alberi perduti della Sardegna, soprattutto del Nuorese, che è un'epopea che è tragica, che è cominciata col disboscamento dal periodo di Savoia in poi. Guarda com'è alto là! Invece Transumanze? Transumanze racconta dei pastori sardi in Toscana. È stata scelta dal comune di Orune perché la gran parte dei protagonisti di questo splendido documentario che riguarda pastori di Orune che si sono localizzati da almeno 50 anni ormai in Toscana, soprattutto nel Senese.